Siamo sempre ancora a Cortina per Cortina Vintage e qui abbiamo trovato un'altra amica, Cinzia. Ciao Cinzia. Tutto bene? Tutto Allora, tu oggi qui ci hai ospitato in un posto che ospita a sua volta delle bellezze in carne e ossa, ma anche bellezze di oggetti. Certo. Abbiamo Gio Ponti, abbiamo Chanel, abbiamo tutto. Abbiamo Vuitton, abbiamo Hermès, ma soprattutto abbiamo queste ragazze che vanno dagli anni 60 a tutto quello che può essere l'estrosità della moda, la fantasia e l'egocentrismo e, perché no, anche la fatalità delle donne e questa charme che per fortuna esiste ancora. Siamo a Cortina Vintage perché Cortina è il simbolo dell'eleganza e quindi è giusto che il vintage parta da qui. Certo che le cose belle, le cose retro, le cose che ormai in un mondo dove tutti hanno tutto, la cosa che magari aveva la nonna o la zia e la rindossi rivisitata per il 2017, comunque per il 3000, chissà perché no, è sempre molto piacevole e coreografico e diverte moltissimo tutti. Tanti hanno paura tanto di esporsi e invece poi quando c'è un evento così tutti si buttano, si rivisitano e cercano di fare del loro meglio per entrare nell'atmosfera, perché no, viva la vita! Sono oggetti senza tempo, no? L'eleganza, il bello dell'eleganza e la diversità dalla moda che cambia è che questi oggetti sono sempre di moda, basta saperli indossare, certo. Basta saperli abbinare E soprattutto bisogna anche pensare che sono tutti oggetti fatti da mani esperte, che era la sarta, era lo stilista, che lavoravano magari 12 ore con ago e filo e creavano il fiocco piuttosto che il bottone fatto dall'artigiano apposta per Chanel piuttosto che Saint Laurent, cioè sono i gioielli, avevano meno materiali, ma li usavano molto meglio secondo me, perché adesso è tutto fatto a macchina, tutto stampato, invece questi sono vestiti fatti a mano da persone che cercano di dare tutto quello che hanno nella fantasia, seguendo una linea chiaramente anni 60, anni 70 e perché no, tutto mescolato. In questi due spazi che abbiamo visitato sia per il vestire ma sia anche per gli oggetti di casa abbiamo trovato altre chicche, ci sono degli orologi in alabastro, marmo di Carrara, ci sono le lampade di Gio Ponti. Ma noi in questo negozio abbiamo un po' di tutto, nel senso che partiamo dal 600 come epoca, abbiamo il modernariato, abbiamo l'abbigliamento, i gioielli Chanel dagli anni 30 in su, le borse Hermès che comunque a me piacciono di più quelle da collezione, non le modaiole, ma comunque hanno un rispetto per tutto, i bastoni, i bauli dei viaggi quando i nostri avi viaggiavano con grandi vestiti, abbiamo la pellicceria, poi io non so, faccio anche delle cose di fantasia, coi bidoni dell'atti, faccio gli sgabelli, mi piace un po' giocare. Noi cosa dobbiamo dire a chi viene a Cortina? Veniteci a guardare questa galleria e dove ci sono tantissime bellezze, venite qui e scoprite sicuramente un pezzo anche della vostra vita o comunque di quello che potrà essere la bellezza, no? Quindi a questo punto salutiamo le ragazze che sono in vetrina, giusto? Un saluto a voi tutte e alla prossima Cortina Vintage. Grazie a tutte, ciao ciao!